Oggi prepariamo la pastiera di grano a modo mio. In una ciotola mettiamo tutti gli ingredienti per la frolla e impastiamo. Mettiamo l'impasto in un sacchetto per alimenti e lasciamo riposare circa mezz'ora. In un pentolino mettiamo il grano, il latte e un po' di strutto. Portiamo a bollore e lasciamo bollire per 8-10 minuti. In un'altra ciotola mettiamo la ricotta con lo zucchero e mescoliamo fino ad ottenere una cremina. In una grande ciotola mettiamo il grano, la ricotta, crema pasticcera, uova e un cucchiaino di essenza a vaniglia. Se li preferiamo possiamo aggiungere i canditi. Passiamo su un piano da lavoro e con un po' di farina facciamo la base per la prima pastiera. Tendiamo una sfoglia sottile, la mettiamo in teglia e tagliamo i bordi. Bucherelliamo con una forchetta e mettiamo il ripieno. Stendiamo un po' di pasta e tagliamo le strisce da mettere sopra. Le posizioniamo sulla pastiera formando dei rombi. Chiudiamo bene i bordi e con la pasta che rimane possiamo creare delle decorazioni. Per farle aderire bagniamo prima un po' con l'acqua. Inforniamo in forno già caldo a 200 gradi per 45-50 minuti, fino a doratura. Come tradizione, a Pasqua non può mancare la pastiera, deliziosa, provatela e fateci sapere nei commenti se vi è piaciuta questa ricetta.